Successo strameritato dell'FC Matera nella gara di andata del primo turno di Coppa Italia di Serie D giocata davanti al pubblico amico. I biancazzurri superano 4-0 lo Sporting Genzano, evidenziando una netta superiorità rispetto all'11 avversario. Soltanto nei primi 15 minuti di gioco i padroni di casa sembrano in palla, poi dominano gli avversari e liquidano la pratica con autorità e sicurezza, realizzando 2 gol per tempo e concedendo poco o nulla. Abbiamo sofferto un po' il primo quarto d'ora, forse non mi va di pensare che abbiamo sbagliato l'atteggiamento o che non eravamo in partita. Preferisco pensare che abbiamo cambiato modulo rispetto a quanto provato fino ad oggi, col 4-2-3-1 oppure con il 4-3-1-2. Oggi invece siamo schierati con un 4-4-2 e forse è questo che ci ha creato all'inizio un po' di imbarazzo, finché poi non abbiamo trovato le distanze e siamo riusciti a controllare la partita. Partito il match, gli ospiti al quinto ci provano con la rapida girata di Compierchio che trova la pronta respinta in angolo del giovane portiere materano Mirabelli. 90 secondi dopo sono i padroni di casa a proporsi in avanti. Garcia, liberato da Marsico, conclude il rasoterra da posizione centrale, palla che termina di pochissimo a lato. I materani cominciano a prendere in mano le redini del gioco e dal 20° si presentano con una corale e rapida azione dalle parti dell'estremo difensore biancorosso Castelgrande. Garcia vede Marsico che serve in area Albano. La punta materana, piuttosto che concludere, decide di appoggiare per la corrente ancora, che è però in ritardo. Poi i padroni di casa sbloccano la situazione al 25° minuto. Marsico punta l'area avversaria e viene atterrato al limite da Damiano. Giallo per lui e calcio di punizione, è defilato sulla sinistra. Della battuta se ne incarica proprio Marsico, esecuzione magistrale e portiere immobile. Trascorsi altri 10 minuti, l'arbitro assegna un nuovo calcio di punizione Materani. Dalla destra, palla tagliata sul secondo palo da Marsico. Colpisce al volo Ancora, ma spedisce sull'esterno della rete. Al 37° è Ancora che cerca in area biancorossa Albano, il cui colpo di testa è troppo debole. Poi ad 1 minuto dal riposo arriva il raddoppio. Ancora da destra cambia gioco per Marsico. Cross delizioso del materano che trova il perfetto colpo di testa ravvicinato di Garcia. Sul 2-0 si va negli spogliatoi. Al rientro il Matera preme ancora sull'acceleratore e dal sesto Giglio con il suo cross da sinistra mette in difficoltà Castelgrande che smanaccia, poi Garcia non è pronto a gonfiare la rete. Quindi l'FC Matera si porta al 7° sul 3-0. Marsico allarga a sinistra per Naglieri che manda la sfera in area e trova la testa di Albano. Per la punta biancazzurra è facile spedire da 2 passi alle spalle di Castelgrande. 2 minuti dopo Albano controlla in area, la palla finisce a Marsico che vince alcuni rimpalli e si ritrova davanti all'estremo difensore avversario, bucato agevolmente per la 4ª volta. Sul 4-0 per lo Sporting Genzano non c'è davvero più nulla da fare. Al 28° possibilità per i materani di realizzare la 5ª rete. Branda innesca Albano che a tu per tu con Castelgrande non è decisivo. Materani che poi non infieriscono ed ottengono la vittoria per 4-0, seria ipoteca sul passaggio del turno. Si replica domenica prossima allo stadio comunale di Genzano di Lucania con fischio d'inizio alle 17. Squadra davvero favorita per la vittoria finale del campionato? Io non parlerei in questi termini perché mi piace, l'ho rimarcato anche pochi giorni fa, io devo giocare partita dopo partita, non mi piace pensare a maggio, a giugno, no, io penso a domani. E così è che devono pensare tutti i miei compagni, ma sicuramente pensano così.